Io non ho fatto niente, insisto su questo, sono innocente, pensa cosa sono qua di là, auguro a tutti, davvero a tutti, anche i peggiori, che non vi trovate in questa situazione, che non vi troviate mai. Il giorno dopo la chiusura delle indagini e la conferma dell'ipotesi di corruzione, il sindaco di Venezia al contrattacco, accuse ingiuste e infamanti. Non mi arrendo, sono innocente, ve lo giuro, dice, specificando altresì, martedì finalmente vedrò quali sono le prove che portano a queste accuse. Lo giuro, cioè, credimi sul cuore, è un dolore talmente grande che faccio fatica, è che sono forte, la mia fiducia, la mia fede, io sono davvero fiducioso sulla magistratura. Ma l'opposizione in coro si riunisce al grido di dimissioni. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, in attesa di capire quale sarà l'iter giudiziario, ribadisce come Venezia non possa permettersi un'amministrazione il cui vertice sarà inevitabilmente concentrato sulla propria difesa legale anziché sulle reali esigenze della città. I cittadini meritano trasparenza, responsabilità e un governo pienamente dedicato al bene comune, così testualmente nella nota inviata alla nostra redazione. Luana Alzanella, veneziana, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, chiede il sindaco Brugnaro faccia un passo indietro, lasci la sua carica, non può proseguire, dice, mentre pendono accuse di corruzione. Michele Boato, consigliere di Alleanza Bene Comune, dal presidio ai piedi del municipio di Mestre, incalza. Siamo qui perché ricordiamo a Brugnaro che deve dare le dimissioni, che non possiamo avere un comune, un'amministrazione non solo indagata ma a questo punto rinviata a giudizio, quindi vuol dire che i giudici per 6 mesi, anzi 8 mesi ultimamente, ma anche prima, hanno valutato tutte le prove